Attesa finita, 20.000 gli studenti trevigiani che torneranno domani in aula nelle scuole superiori ad aiutare gli steward. Ci saranno i vigili urbani e all'occorrenza anche la protezione civile. Via intanto i banchi a rotelle fanno venire il mal di schiena. L'Istituto Superiore di Sanità certifica come la seconda ondata di Covid in Veneto sia stata particolarmente letale, oltre 6.500 decessi da ottobre a oggi. La regione è seconda in Italia dietro la Lombardia. Anche per questo dall'ULSS 2 parte un appello perché con il ritorno in fascia gialla si faccia attenzione. Benazzi si rivolge soprattutto ai giovani e conferma intanto la roadmap per i vaccini dopo l'ok ad AstraZeneca. La vigilia dei trevigiani tra chi sogna un caffè al bancone e chi un pranzo al ristorante. Per molti l'obiettivo è anche aiutare le attività in difficoltà. Domani mattina intanto il presidio di Veneto Imprese Unite davanti alla sede regionale dell'Agenzia delle Entrate. Bloccheremo l'attività dei dipendenti come lo Stato ha bloccato noi, dicono. Perde il controllo dell'auto che carambola più volte prima di schiantarsi contro il New Jersey in cemento. 41enne di Treviso in condizioni critiche. L'incidente nella tarda serata di ieri a San Liberale. 68enne colto forse da malore cade dalle scale e muore. Il dramma ieri sera a Maserri, il corpo trovato dai familiari che hanno chiamato i carabinieri. Lo sfogo del papà di Vittorio Veneto che dopo aver raccontato di essere omosessuale è stato subissato sui social di insulti indirizzati anche alla figlioletta di 6 anni. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Allora, subito come sempre in apertura il dato dell'azienda Zero, il bollettino dei contagi delle ultime ore, delle ore 17, che parla di 291 nuovi casi come vedete in Veneto, 105 di questi, del dato più alto tra le province, 105 a Treviso, contando anche il dato delle ultime ore, si conteggia un 503 nuovi casi positivi in Veneto e 149 nuovi casi positivi a Treviso. Per quanto riguarda i decessi nelle 24 ore, 19 in Veneto e 3 a Treviso. Questi i nudi dati che raccontano appunto di un Veneto e di una Marca trevigiana che si affacciano dunque alla zona gialla, ormai poche ore al cambio di fascia, e poi c'è ovviamente il ritorno a scuola per oltre 20.000 studenti trevigiani. Abbiamo anche la possibilità e l'aiuto da parte della polizia locale, molti comuni ci hanno dato questa disponibilità, li ringrazio, e anche della protezione civile, quindi abbiamo un numero importante di persone che vigileranno soprattutto sugli assembramenti. Ci saranno quindi gli agenti delle polizie locali della Marca e i volontari della protezione civile a vigilare sul rientro in sicurezza di oltre 20.000 studenti trevigiani degli istituti superiori e supportare così 60 steward schierati da MOM proprio per regolare i flussi. La partita, inutile negarlo, è soprattutto quella del trasporto pubblico da e verso le scuole, con 20 pullman in più che aumenteranno a fine febbraio, quando cambieranno anche le percentuali della didattica in presenza dal 50 al 75%. Alla quarta settimana arriveremo ovviamente al 75% in presenza e quindi avremo, che prenderemo dai privati, circa 120 mezzi in potenziamento. Saranno quindi 3 settimane di osservazione. L'approccio scelto dalla Regione è graduale. Il Ministero ci ha dato una soglia che può andare dal 50 al 75% di ragazzi in presenza. Il Veneto ha deciso di attestarsi nella soglia minima, cioè il 50%, perché riteniamo che ci debba essere cautela in queste prime 3 settimane dove monitoreremo tutto. La stessa Donna Zan si rivolge agli studenti: mascherina e distanziamento restano un mantra. Noi sappiamo che i ragazzi sono fuoco puro e che non vedono l'ora di rientrare a scuola, anche abbracciare i propri compagni di classe. Ecco, in questo momento dobbiamo cambiare i nostri comportamenti rispetto a quello che conoscevamo anni fa. Dobbiamo farlo per il bene di tutti e per continuare ad andare a scuola. E che il momento sia a suo modo storico lo dimostra la nota del dirigente scolastico del liceo Marconi di Conegliano, che invita i ragazzi ad abbracciarsi con gli occhi e a vestirsi con più cura del solito. Via felpone, jeans strappati, il consiglio è quello di vestirsi in modo più formale per rendere solenne un rientro comunque atteso. Intanto pieno di attese questo rientro, perché da tempo i ragazzi chiedono di poter rientrare a scuola. È anche però un rientro molto ben organizzato.
Ed è la stessa assessore regionale all'istruzione Dolazzana a riferire come c'è anche una novità che riguarda i tanto discussi banchi a rotelle acquistati nei mesi scorsi dal governo. Sono stati tolti dalle aule e rimessi in magazzino per facilitare, erano stati acquistati all'epoca, lo ricorderete, per facilitare il distanziamento tra gli studenti in classe. La ragione principale di questo accantonamento dei banchi anti-Covid sarebbe che favoriscono l'insorgere di mal di schiena nei ragazzi, lo ha riferito appunto l'assessore Elena Donazzan. L'appello dell'assessore Donazzan ai giovani, l'appello arriva anche dal direttore dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi, perché tutti ovviamente siano prudenti da domani, in maggior caso ovviamente i giovani, e che la fase sia ancora molto delicata lo confermano i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, lo studio sulla seconda ondata e l'effetto della letalità della seconda ondata in Italia. Il Veneto è colpito molto duramente ed è confermato dai dati: 6.500 decessi da ottobre a adesso, quando nella prima fase erano stati 1.949. Io conto molto sui trevigiani e soprattutto un appello va ai giovani. Guardate, si può divertirsi lo stesso, stare insieme utilizzando la mascherina e utilizzando la distanza, anche perché, lo dico, nel momento in cui dovessimo ovviamente fare assembramenti e aumentare i contagi, torneremo in arancione e in rosso, e questo non produce disastri all'economia, ci fa solo ancora isolare. Questo non serve a nessuno. È un appello alla cautela, quello che arriva dal direttore generale dell'ULSS 2 a poche ore dal ritorno al giallo e dal rientro a scuola per tanti studenti, mentre l'Istituto Superiore di Sanità certifica come la seconda ondata in Veneto, peraltro ancora in corso, abbia provocato 6.528 decessi da ottobre a gennaio contro i 1.949 della prima, un dato che pone la regione subito dopo la Lombardia e prima dell'Emilia Romagna. Ovvio quindi che ci sia apprensione in un momento in cui i vaccini dovrebbero correre più del virus. Bene quindi l'ok di AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, nei confronti del siero AstraZeneca, nonostante la raccomandazione di somministrarlo in via preferenziale ai soggetti tra i 18 e i 55 anni. Il fatto di aver limitato l'età va benissimo comunque, perché potremmo utilizzarlo ovviamente noi e i medici di famiglia, che il 3 di febbraio li incontriamo, quindi anche loro con noi daranno una grande mano per la vaccinazione di tutta la popolazione. Insomma, fa intendere Benazzi, non ci sono problemi per la campagna vaccinale prioritaria, quella rivolta agli over 80 e slittata per i ritardi di Pfizer al 15 febbraio, data che viene confermata. Partiamo con la Corte 1941, adesso arriveranno le lettere o le chiamate comunque ai destinatari e faremo nei 20 punti all'interno della provincia di Treviso, di cui 8 sono già consolidati, 12 li stiamo perfezionando con i sindaci. Consegne permettendo, la macchina vaccinale dell'ULSS 2 è pronta a garantire grandi numeri. Noi pensiamo di arrivare, se abbiamo il numero adeguato di vaccini Pfizer o Moderna, a vaccinare anche 3, 4 mila, 5 mila persone al giorno, perché chiaramente così finiamo prima e andiamo ovviamente a proteggere la popolazione che è a rischio. Prudenza, certo, importantissima. La zona gialla però è anche l'attesa di ritrovare una socialità perduta. Allora, alla vigilia dei trevigiani. In assoluto andare a pranzo fuori, sostenere i ristoranti soprattutto. Possiamo un attimo aiutare in questo piccolo gesto e sicuramente domani saremo i primi ad andare fuori a pranzo, sì. Quindi avete già deciso dove? No, quello no, valuteremo, insomma, anche domani mattina facciamo una passeggiata in centro, così per vedere un po' un piccolo ritorno alla normalità. Un ritorno alla normalità, se di normalità si può ancora parlare. C'è un misto di cautela ed entusiasmo nella domenica dei trevigiani che aspettano il giallo. C'è voglia di uscire, perché siamo stati reclusi molto tempo in casa, per cui c'è sicuramente voglia di godersi, appunto, come ho detto, la città e di star fuori, quindi con responsabilità. Il primo piccolo gesto sarà proprio bere un caffè al banco, con tranquillità, e non prendere questa tazzina, pseudo tazzina in carta e berla fuori al parcheggio. Un caffè al bar potrebbe fare la differenza anche per queste due ragazze che, nonostante il giallo, continueranno con la loro nuova normalità. Di certo in smart working ancora per qualche mese, sono stati confermati altri 2 mesi adesso lavoro, quindi
questa è la realtà. Beh, io procedo con la didattica online perché sto ancora studiando all'università, per cui anche per me procede allo stesso modo. Vorrei tanto andare in giro e trovarmi con un po' di amici perché ho necessità estrema. Dove si può, almeno adesso si gira per la regione. Speriamo che passi presto, ma... Potremmo prendere un caffettino, potremmo andare al ristorante, ma per il resto sperando di non tornare indietro. Quello è l'importante. Quello è l'importante. Ma comunque la porta al ristorante. Ah, la porta al ristorante? Sì, andiamo al ristorante, insomma. Un po' per noi, un po' anche per qualche amico ristoratore. Ristoratori e baristi che da domani possono avere una boccata di ossigeno parziale, perché ricordiamo poi in zona gialla si chiude alle 18, poi si può procedere con l'asporto, ma certo non dimenticano quanto hanno sofferto in questi 2 mesi di chiusura, e anche per questo domani ci sarà il presidio di Veneto Imprese Unite all'Agenzia delle Entrate di Marghera. Domani mattina noi andremo alle 8 a Marghera, presso la sede regionale dell'Agenzia delle Entrate, in via De Marchi 16. Andremo con una delegazione per ogni provincia, di quelle dove noi siamo presenti, però ovviamente l'invito è aperto anche a tutti gli altri imprenditori, da quelli del mondo delle palestre a quelli appunto della ristorazione, del commercio, degli eventi. Innanzitutto andremo in un certo senso anche a bloccare gli uffici, ovvero il governo non ci permette di lavorare, noi non permetteremo di lavorare ai loro dipendenti. Pacifici ma estremamente determinati. Si presenteranno così gli esercenti al presidio, una manifestazione già annunciata da giorni, ma che con il rinvio della zona gialla a lunedì ha visto certo aumentare il livello di rabbia. Un danno notevole, spiega Penzo Aiello, perché riteneva di poter partire come già in passato dalla domenica, derrate da buttare e prenotazioni sfumate. Il vaso traboccante, d'altra parte, è colmo da tempo. Saranno presenti decine di imprenditori che si sono visti costretti ad esempio a vendere abitazioni, auto o proprietà private per poter far fronte a una pandemia in cui il governo si è dimostrato distante e non avesse potuto aiutare veramente l'impresa italiana. Un presidio dell'Agenzia delle Entrate per mettere nero su bianco 3 richieste cruciali per la sopravvivenza dell'attività. L'anno bianco per il 2021, una rottamazione per le cartelle esattoriali vecchie e poi soprattutto la possibilità di applicare la cedolare secca per quei proprietari dei locali che ci garantiranno una riduzione dell'affitto. Nel frattempo, da domani bar e ristoranti possono ricominciare a respirare, seppur parzialmente, visto lo stop alle 18, ma gli esercenti già si aspettano di diventare da subito il capro espiatorio in caso di un aumento dei contagi, anche se, spiegano, i dati raccontano altro. Stiamo continuando ormai da un paio di mesi a dimostrare che comunque i locali, quando sono rimasti chiusi, non hanno fatto sì che i contagi scendessero, anzi i contagi sono quadruplicati dal 27 di ottobre, dal 26 di ottobre, quando i locali alla sera sono chiusi, i contagi sono quadruplicati, i ricoveri sono quadruplicati, quindi probabilmente è molto più pericoloso la cena in famiglia a casa dove non c'è nessuno che può sorvegliare, di conseguenza probabilmente useranno di nuovo i locali come capro espiatorio, però siamo pronti a difenderci in maniera forte da queste accuse che sicuramente non ci toccano. Altro settore ovviamente che è in pesantissima crisi è quello dei lavoratori dello spettacolo, uno dei tanti casi l'abbiamo incontrato a Pieve di Soligo. Attualmente, a oggi, io ho percepito 2 volte 600 euro a aprile e maggio e dopodiché non ho più percepito nessun ristoro. Una situazione impossibile per questo giovane imprenditore di Pieve di Soligo, che come molti altri appartiene al settore dello spettacolo. Una passione che è diventata impresa, tanti sacrifici per strutturarsi, a volte anche azzardando un po' economicamente. Tutto funzionava bene fino a febbraio scorso. Dal 23 febbraio, insomma, quando c'è stato il primo annuncio di questa pandemia, e da quel giorno lì, insomma, il lavoro è praticamente si è azzerato. Poi i giorni dell'attesa utilizzati per rimettere a posto il magazzino, poi una timida speranza questa estate, poi ancora le nuove chiusure e l'orizzonte nero di questi giorni.
Un comparto fatto di tecnici e di operai, di palchi e di tralicci, di luci ed effetti per spettacoli ma anche per stand fieristici. Tutto irrimediabilmente fermo e senza un sostegno reale da parte delle istituzioni, destinato anch'esso a morire economicamente, soffocato dal coronavirus. Sto lavorando con i miei risparmi, cioè stiamo mantenendo tutta la struttura con le proprie forze. Fino a che ce la faremo. Penso che arriveremo al collasso e non riusciremo a tenere in piedi una struttura del genere, che abbiamo costantemente delle spese importanti e quindi non credo che ce la faremo. Ed era sceso in piazza anche lui nei mesi scorsi per protestare contro le chiusure imposte dal governo, nel suo caso il settore quello delle palestre, e si è spento in queste ore Pierre De Bortoli, notissimo personal trainer di Montebelluna, nonché importante campione di bodybuilding. Aveva soltanto 51 anni e ovviamente la sua morte ha gettato nello sconforto la comunità sportiva di Montebelluna, a portarlo via una malattia contro cui combatteva da tempo. Amante del culturismo e della forma fisica, De Bortoli era legato alla palestra Dorian Gray di Montebelluna e il suo nome poi lo riporta anche la gestione di un'altra storica palestra di Volpago del Montello, Body Project. A tante competizioni per il bodybuilding, era stato anche un notissimo istruttore di palestra, appunto morte in queste ore, che ha gettato appunto nella sconforto la comunità sportiva e non solo di Montebelluna. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo la cronaca. Rieccoci di nuovo in diretta, la cronaca dunque. Ripartiamo dal gravissimo incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Treviso, in zona San Liberale. Una 41enne residente appunto in città ha perso improvvisamente il controllo della sua auto all'altezza della rotatoria di Viale Europa, con il mezzo che è carambolato più volte prima di schiantarsi contro il New Jersey in cemento. La donna si trova in condizioni molto critiche all'ospedale dopo essere stata soccorsa dai sanitari del SUEM, giunti subito assieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco. Gli agenti hanno richiesto le analisi del sangue per la verifica di eventuali assunzioni di alcol o stupefacenti. Da chiarire anche cosa ci facesse in auto oltre l'orario del coprifuoco, appunto dopo le 23 di ieri. E poi una notte all'alta tensione a Montebelluna, dove è stato arrestato un 42enne che ha aggredito una pattuglia dei carabinieri. Invece in zona Castelfranco la denuncia per un 40enne trovato alla guida sotto l'effetto di alcol e cocaina. Questi due interventi nel prossimo servizio. Non solo guidava ubriaco con un tasso alcolemico 3 volte quello consentito, ma era anche sotto l'effetto di cocaina il 40enne castellano che la notte del 10 gennaio scorso a Resana era uscito di strada senza riportare ferite e soprattutto senza coinvolgere altre persone o mezzi. Dopo accertamenti è emerso che quell'uomo costituiva un vero pericolo pubblico e che l'uscita di strada autonoma ha evitato il peggio. Ricevute le analisi, quindi è scattata una denuncia per guida sotto l'influenza di alcol e sostanze stupefacenti, cui si aggiunge quella per trasgressione delle norme anti-Covid, visto che si trovava in auto fuori dal suo comune dopo le 22 e senza validi motivi. E lo stato di alterazione è l'anello di congiunzione con l'altra storia che arriva da Montebelluna, dove la notte scorsa un 42enne del posto è stato arrestato in flagranza dagli uomini del nucleo operativo e radiomobile della stazione locale. I militari stavano effettuando un controllo anti-Covid di routine quando l'uomo, all'esterno di un locale, ha cominciato a insultarli tentando di aggredirli con calci e pugni. Dopo averlo immobilizzato lo hanno accompagnato in caserma, dove è scattato un rosario di contestazioni: violenza, minaccia, resistenza e oltraggio pubblico ufficiale. A Maseri invece la tragica morte di un 68enne, Luciano Martignago, prima forse vittima di un malore, poi la drammatica caduta. È stato trovato così ai piedi delle scale al piano terra ieri sera nell'abitazione nella zona di Sant'Antonino di Masera. A scoprire la tragedia i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati nell'abitazione dopo l'allarme lanciato dai parenti. I sanitari del SUEM non hanno potuto fare nulla per l'uomo già morto al momento dell'intervento, dunque per un tragico incidente dovuto forse a un malore che ha fatto perdere l'equilibrio al 68enne. Ancora la cronaca: tra il 2008 e il 2009 aveva commesso 3 furti nelle province di Venezia e di Treviso, che avevano fruttato ben 250.000 euro ai danni di altrettanti istituti bancari. È finita dopo 12 anni la latitanza di Tatiana Marian Beltran Prieto, di nazionalità colombiana. Sulle sue tracce i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia, arrivati con le loro indagini fino in Colombia, dove sono riusciti a ottenerne l'estradizione. La donna agiva
con una banda specializzata nei pedinamenti dei portavalori e, come dicevamo, aveva colpito anche a Treviso, è stata dunque rintracciata dopo la lunga latitanza. C'è un caso salito alla ribalta in questi giorni, quello del papà di Vittorio Veneto, vincitore fra l'altro del titolo di più bel papà d'Italia, che dopo aver raccontato di essere omosessuale è stato subissato sui social di insulti indirizzati, pensate, anche alla figlia di 6 anni. Il suo racconto nel prossimo servizio. Ha vinto la fascia di papà più bello d'Italia e in quell'occasione Manuel Zardetto, 34 anni, di Vittorio Veneto, non ha fatto mistero di essere omosessuale e di avere una figlia di 6 anni grazie alla fecondazione assistita. Ma sul web sono piovuti insulti, gretti e omofobi e auguri dei peggiori mali anche alla piccola. Che il suo racconto di padre gay con un compagno avrebbe suscitato reazioni, Manuel l'aveva messo in conto. In realtà non era così inaspettato, nel senso che, voglio dire, siamo in Italia, certi tipi di argomenti sono ancora ritenuti tabù, ahimè, da tanti. Ma la sua è una di quelle realtà che molti non vogliono accettare ed è venuto fuori il peggio. C'è stata una persona che mi ha scritto e mi ha detto: non stupirti se un giorno tua figlia verrà violentata. E quando ho letto questa cosa sono rimasto un po' così, perché ho detto: ma esattamente che tipo di... non lo so, che ragionamento hai fatto per collegare queste due cose, quindi genitore omosessuale, tua figlia crescerà e si meriterà questa cosa. Questo mi ha colpito veramente tanto, cioè più che altro mi ha anche ferito. A colpirlo anche chi ha messo in dubbio la legittimità della sua paternità, come se l'atto fisico fosse fondamentale per essere un genitore. E questo, a parte che sono ovviamente non d'accordo, però mi colpisce nel vivo, perché io comunque sono un ragazzo che è stato adottato. Né Manuel né il coordinamento LGBTE di Treviso intendono procedere con denunce. Quello che serve semmai è creare occasioni per parlare di queste famiglie alternative. L'obiettivo in realtà sarebbe quello di riuscire ad avere uno spazio dove poter parlare apertamente di questo argomento, dando così delle spiegazioni, portando avanti delle motivazioni, delle dimostrazioni in modo pubblico. Servono, dice, degli influencer sociali che facciano comprendere la normalità di condizioni come la sua, che la figlioletta invece accetta con la spontaneità dei suoi 6 anni. Speriamo che le prossime generazioni invece facciano davvero proprio questa maniera naturale di vivere, di pensare le realtà. Torniamo in città. Domani tra le riaperture c'è anche quella dei musei, ma in realtà anche nelle ultime settimane non sono mai mancate iniziative come questa dedicata alla danza, con il Museo Bailo diventato il set ideale di un vero e proprio video. Guardiamo. I musei civici della città devono essere considerati da tutti, cittadini più giovani compresi, la loro casa della cultura, quindi ben venga per chiunque abbia dei progetti artistici da sottoporci. Giallo o non giallo, i musei cittadini restano luoghi della cultura ed incontro tra arti. È questo il fil rouge del progetto che ha portato l'Academy di ballo Trevigiana Puppets Family a esibirsi tra le opere d'arte e gli spazi del Museo Bailo, set ideale di un incontro tra stili e generazioni. Nel progetto sono stati coinvolti tantissimi giovani del territorio come l'influencer trevigiana Alice De Bortoli e diversi artisti anche della scena rap. Il video, da poco in rete, già virale, è un inno alla danza in tempi difficilissimi per l'arte. In questo periodo di chiusura fondamentalmente forzata, gli artisti hanno bisogno di esibirsi, gli artisti hanno bisogno di un atto creativo, quindi mettere a disposizione i nostri musei civici per sposare diverse forme di arte, ma soprattutto per unire quella che è una cultura artistica giovanile con quella che è il nostro patrimonio artistico del Novecento, credo che sia assolutamente un esempio positivo. Di certo a ballerine e ballerini l'entusiasmo non manca, così come il desiderio di ritornare a danzare liberamente. L'obiettivo principale era quello di far sentire che siamo presenti, far sentire la nostra voce, noi ci siamo, e speriamo che questo sia anche un input per ripartire insieme e per far sì che nascano tanti nuovi progetti. Speriamo di ritornare a ballare per un vero pubblico, quindi non solo un pubblico online, più presto possibile e niente, siamo comunque super orgogliosi di questo progetto.
Ancora di creatività parliamo, un concorso di idee per un nuovo marchio e un nuovo logo, è quello lanciato dalle case di riposo di Treviso con l'obiettivo di creare un ponte tra generazioni. Vediamo come. Per noi questa è l'occasione per far conoscere agli studenti cos'è ISRA, cos'è un IPAB, ma anche per far riflettere del ruolo dell'anziano e dell'anziano nella casa di riposo. Un ponte tra generazioni in un tratto di penna. È quello pensato dalle case di riposo di Treviso con un concorso di idee dedicato ai giovani. Il Consiglio di amministrazione ha pensato di creare un concorso di idee rivolto agli studenti delle scuole medie superiori del terzo, quarto e quinto anno di tutta la provincia di Treviso, affinché gli stessi creino un logo o un payoff per ISRA. Tecnica e fantasia per raccontare in un marchio e in un logo cos'è l'ISRA. Una sfida positiva per i giovani e non solo in termini grafici. Vorremmo che gli studenti con questo concorso di idee riuscissero a cogliere il ruolo dell'anziano come anziano, ma anche il fatto che un anziano quando va in casa di riposo va o perché non è più autosufficiente o perché non ha più una rete familiare che lo possa sostenere. Ma questo non vuol dire che non abbia ancora molto da dare, anzi. 1.000 euro per il logo e 1.000 euro per il marchio in materiale scolastico, il premio materiale. Ma l'ISRA ha in serbo per i vincitori anche qualcos'altro. Gli studenti potranno partecipare sia in gruppo ma anche singolarmente e avranno anche la possibilità, uno studente per sezione, di fare poi uno stage presso la società di comunicazioni e di vedere come si svolge il mondo della comunicazione in maniera reale e dal punto di vista lavorativo. I termini del concorso sono scaricabili dal sito www.diamoformaalamemoria.it per delle idee che, come sottolinea il Presidente, saranno vincenti se verranno più dal cuore che dalla testa. Personalmente ogni volta che vado in una casa di riposo lo vedo come un luogo della memoria di un recente passato, ecco, perché c'è gente che ha dato molto alla collettività e questo benessere che viviamo lo dobbiamo soprattutto a loro. Martedì prossimo, il 2 febbraio, da sempre un giorno particolare per la Chiesa ma anche per il mondo rurale. Allora, nella consueta rubrica della domenica che riguarda gli oggetti della nostra storia e della nostra tradizione, questa domenica l'oggetto della nostra storia sono le candele benedette. Candele su un altare. Non semplici ceri votivi, ma preparati per essere benedetti nel giorno della presentazione di Maria che la Chiesa ricorda il 2 febbraio. È la festa della Candelora, di origini antichissime. La processione con la candela è una traduzione, se vogliamo dire così, cristiana di alcuni riti antichi sul fuoco che venivano celebrati nell'antichità per invocare protezione sui raccolti e sui bisogni reali della gente. Doveva essere una festa che introduceva la comunità cristiana a camminare verso la Pasqua, dove si canta il Cristo morto e risorto, luce della nostra storia. Candele benedette che, come la Candelora, sono intimamente legate alla storia di ogni famiglia. Quando che si vedeva un grosso temporale nell'arrivo, si metteva l'olivo benedetto che noi motosse a Pasqua, si impissava con la candela della Sarioia e là si pregava perché questo temporale andasse via. Dopo un'altra roba importante era quando che il parroco veniva a benedire case. E ora dentro in casa, con tutta la famiglia radunata, si faceva un altaretto e si impissava la candela della Sarioia. Candele benedette anche contro le malattie, come per il mal di gola nel giorno di San Biagio, fino ad arrivare ai riti delle stagioni contadine. Dopo Madonna della Sarioia diceva se va a far fuori le stroppe, questo serviva per dopo mettere le sue vite, insomma, per irrigarle. E poi alla Candelora viene da sempre legata la filastrocca con il pronostico sul freddo. Candelora, Candelora, dell'inverno siamo fuori, ma se piove e tira vento, dell'inverno siamo dentro. Tutto attorno a questa luce, che mai come in questo tempo illumina le difficoltà sulle quali riflettere. Oggi celebriamo questa festa con poche persone, tanti anziani. Purtroppo le processioni le vediamo davanti ai portoni della Caritas, nelle varie città, dove i poveri, che non sono più gli immigrati, cercano pane e solidarietà dalla Chiesa.
Siamo in chiusura, io vi ricordo anche poi gli appuntamenti di domani, come sempre ritorna alle 12 l'edizione straordinaria, ci sarà ovviamente il punto stampa di Zaia alle 12:30, poi dalla Protezione Civile di Marghera. Vi racconteremo allora il ritorno a scuola degli studenti, ma anche il primo giorno in zona gialla, proprio mentre in queste ore, l'abbiamo detto anche nel nostro telegiornale, insomma c'è un SOS, una serie di appelli contro gli assembramenti. Il coordinatore nazionale del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo dice in queste ore: il ritorno in area gialla non significa normalità, è necessario invece evitare assembramenti perché c'è il rischio assolutamente reale che la curva schizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili. Il riferimento è anche per alcune immagini viste oggi in grosse città a livello nazionale con tanta folla, quindi c'è questo monitoraggio perché preoccupa ovviamente il ritorno in area gialla. Ve lo racconteremo domani, ovviamente anche con le parole poi del governatore Zaia a partire dalle 12:30, l'appuntamento con l'edizione straordinaria come sempre dalle 12 con tutte le ultime novità, ovviamente anche con gli aggiornamenti dalla crisi di governo. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione in graduale aumento al nord. Il mese di febbraio inizia all'insegna di un tempo decisamente più stabile sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì. Sul Veneto situazione più tranquilla rispetto al weekend, avremo infatti un tempo asciutto e anche maggiormente soleggiato. Il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso, salvo per locali addensamenti e anche per qualche foschia o nebbia in pianura nelle ore più fredde della giornata. Vediamo anche le temperature che saranno sostanzialmente stazionarie, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime invece fino ai 7 gradi. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, non mancherà la presenza del sole, il cielo sarà sereno solo con qualche nube in più in corrispondenza dei monti. Temperature minime fino ai 3 gradi, massime invece fino a 5-8 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato con qualche foschia sui settori meridionali della regione, locali nevicate sotto i 1000 metri sui confini alpini. Temperature minime intorno a 1 grado, massime fino ai 7 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.